Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la morte stamani di Ezechia Paolo Reale, avvocato e politico siracusano. Da tempo il 63enne lottava contro un male che non gli ha lasciato scampo. A Licata, nell'Agrigentino, un uomo di 50 anni è morto la notte di Capodanno colto da un malore mentre si trovava nel bagno di casa. Sarebbe caduto sbattendo la testa sullo spigolo della vasca da bagno per poi finire a terra. Vittima di un malore anche una 25enne di Chiaramonte Gulfi nel Ragusano. Pare che la giovane si trovasse in casa insieme ai genitori quando sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco. Preoccupano invece i dati che arrivano dalla rete SIAS sulla crisi idrica in Sicilia. Per il quarto mese consecutivo sono pesanti i deficit negli accumuli di pioggia, una situazione del tutto anomala. Mai dal 1921 le precipitazioni erano state così scarse nella seconda parte dell'anno. E in chiusura il meteo: in Sicilia bel tempo ai giorni contati, atteso dall'Epifania l'arrivo di Burian, un'ondata di freddo siberiano che visterà parte dell'Europa. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.